Eccoci qua, mister. Una partita finita 1-1 contro forse quella che è considerata la pretendente alla vincita di questo campionato. Noi abbiamo qualcosa da recriminare oggi perché forse meritavamo i 3 punti. Sì, Gianfranco, decisamente la partita l'abbiamo sbloccata noi finalmente per primi. I ragazzi sono stati eccezionali, oggi hanno avuto un carattere fantastico e volevamo portarla a casa, abbiamo avuto tante occasioni più di loro, poi è venuto questo gol credo a 10 minuti dalla fine, quando noi avevamo Mussin fuori, non siamo riusciti a fare il cambio, non ho capito bene perché e quindi ci hanno sorpreso lì. Hanno sviluppato lì quella zona, ci hanno fatto gol, però c'è un grande rammarico perché i ragazzi sono stati fantastici, ordinati, compatti, intensi, abbiamo anche costruito tanto e peccato perché sono secondo me 2 punti persi. Sì, oggi abbiamo visto una grande difesa, abbiamo fatto il primo tempo sotto l'acqua, però abbiamo giocato lo stesso la palla. In pratica loro sono andati in vantaggio sull'unica vera azione bella che hanno fatto, però noi abbiamo avuto proprio la sfortuna oggi contro perché hanno tirato fuori una palla che sembrava dentro al di là di 2 occasioni sfiorate. Più di così oggi non si poteva fare. Sì, in effetti sì, dovevamo essere forse un attimino più furbi lì su quella situazione del cambio, però peccato perché potevamo portare via 3 punti meritati secondo me contro una squadra assolutamente organizzata e forte, quindi ci teniamo stretto questo punto, però rimane il rammarico, continuiamo a lavorare, la squadra ha tanti margini di miglioramento e quindi compatti, uniti, da martedì si pensa già alla prossima. Sì, per chiudere con una nota positiva, oggi abbiamo visto una squadra di carattere proprio, insomma, concentrata su ogni pallone, non ha fatto come altre volte momenti di pausa, qualche svista, è da dire e da chiudere con bravi a tutti. Sì, sono stati bravi, sono stati concentrati, praticamente 90 minuti, ripeto, a parte quella situazione lì dove dobbiamo migliorare, dobbiamo essere un attimino più furbi. Detto questo, i ragazzi oggi sono stati bravi tutti, quindi partiamo da qui e continuiamo a lavorare perché c'è tanto da fare, però con serenità e compattezza. Grazie. Grazie.